Bella a tutti amici di Free Space, oggi siamo qui per un nuovissimo video che parlerà delle di quello che si dice in giro e vi farò vedere anche qualche trailer di Assassin's Creed Unity, il nuovissimo gioco sviluppato da Ubisoft che uscirà prossimamente e quindi vedremo insomma un po' tutto quello che riguarda il gioco. Adesso ehm, vi farò vedere qualche immagine e poi cominciamo già a partire dalla copertina in versione PlayStation 4. Dico già, per la PlayStation hanno fatto la grafica molto migliore perché la Ubisoft lavora più come partner della PlayStation. Quindi sviluppa molti più giochi per la PlayStation che per l'Xbox, quindi chiaramente sviluppa maggiormente la grafica per PlayStation 4 ed è per questo che anche altri giochi hanno più grafica per l'Xbox, come per esempio GTA, perché è una cosa più tra virgolette internazionale, si può dire un po' per tutti. Comunque anche GTA secondo me parteggia un po' di più per la PlayStation. Parliamo di Assassin's Creed. Oggi qui voglio farvi vedere alcune immagini, già a partire da questa qui. Andiamo alla prossima. Questa qui è un'immagine del gioco, ha sviluppato molto meglio la grafica, però questa immagine non si capisce molto chiaramente, forse è il fumo che rovina un po' la grafica. Comunque nelle immagini successive dovrebbe vedersi molto meglio. Hanno deciso la Ubisoft ovviamente ha deciso di fare, di mettere i costumi di colori diversi, quando invece nei precedenti Assassin's Creed bisognava o non si poteva proprio cambiarli, dopo che si era già andati avanti con la campagna, nel senso bisognava arrivare a un certo punto e poi pagando si poteva cambiare il colore del costume. Qui non so, in teoria si possono scegliere due storie diverse in questo Assassin's Creed, si dice anche questo. Si possono scegliere anche vestiti diversi, si dice anche questo, e si dice anche che il protagonista potrebbe essere una donna. Il protagonista, tanto per intenderci, dovrebbe essere questo barra questa, perché non si sa ancora bene. Quello che penso io è che è un maschio, come tutti gli altri Assassin's Creed, perché secondo me è un maschio anche come lineamenti. Una cosa innovativa che hanno introdotto è proprio questa dove sto puntando io adesso la manina, la freccetta. Che cos'è quella lì? È una balestra. Quindi non ci sarà più la classica lama celata nella mano sinistra, ma ci sarà una balestra, mentre nella mano destra ci sarà la classica lama. Sempre ovviamente queste asticelle qui vengono richiuse all'interno e si aprono e sparano. Sì, è un po', poi nel video vedrete nel trailer. Comunque ci saranno sempre pistole, asce, spade, ci sarà sempre di tutto, un ricco arsenale, insomma, come piace alla Ubisoft. Eccola qui una immagine tratta dal gioco. Vogliono fare un'altra innovativa meccanica di gioco, basandosi sul parkour down, parkour up e Drew Weapon, però ragazzi adesso queste sono immagini tratte, insomma la Ubisoft ci ha dato queste immagini, io credo che poi qui intorno verrà elaborata una cartina e sarà molto più elaborata anche la barra della sincronizzazione con il soggetto. Quello che a tutti rimane come dubbio è: ci sarà ancora quella persona di cui volto non abbiamo mai visto su Assassin's Creed 4 Black Flag, perché c'è sempre stata all'interno, siamo sempre stati all'interno, al massimo abbiamo visto le mani e i piedi, ma non ci siamo mai visti in faccia. Quella persona lì ci sarà ancora, avranno cambiato un'altra volta, ritroveremo il nostro amico che ci ha seguito in tutte le puntate, il cui nome al momento mi sfugge,
Andiamo avanti, intanto vi lasciamo con questo punto di domanda e passiamo ai trailer lasciandovi con questa bella immagine. Come potete vedere già da questa immagine è ambientato in Francia nella rivoluzione francese. Anche i costumi, vedete, è rosso e blu, rosso e blu come i colori della Francia, c'è anche un po' di bianco. Ok, andiamo a vederci un trailer. La Ubisoft dice che da oggi, insomma dall'uscita di questo gioco in poi, ci sarà una nuova generazione di giochi. In effetti il marchio Ubisoft solo per Assassin's Creed viene cambiato. C'è il classico marchio di colore bianco, però con delle righe rosse in cima, non so, credo che vogliano indicare dei tagli con del sangue. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we'll find you acting on your best behavior. Turn your back on mother. Ecco lì gli assassini. Adesso utilizzeranno il parkour, guardate attentamente. Eccoli. Sarà, scusate per passatemi il termine, una figata giocare con questo gioco perché il parkour, ragazzi, l'hanno introdotto. Prima c'era una specie di parkour. Anche i combattimenti saranno molto migliori. Eccola lì, come avete potuto vedere, adesso rimando un po' indietro. Questa qui è la nuovissima balestra che esce da sotto. Adesso un po' più avanti forse. Qui, lasciate parti. Eccola lì, l'ho beccata. Eccola, questa qui è la balestra, come potete vedere esce fuori, proprio sfila fuori dai lati e spara la freccia, è davvero una cosa bellissima, non so come abbia fatto a diventarsi la Ubisoft, è davvero bello. Questo è il video ufficiale della E3, fatto ovviamente nel 2014. C'è anche il 1080p, però ragazzi io lo faccio vedere con meno qualità, se no il mio wifi non lo supporta, nel senso non carica abbastanza velocemente. Ecco le classiche scene da Assassin's Creed un po' romanzate, che amano il rischio. Ed è proprio per questo che Assassin's Creed è un gioco unico, perché si può andare davvero dappertutto. Ecco, qui abbiamo la data, dal 28 ottobre uscirà, quindi il 28 ottobre 2014, qui adesso vabbè, ci danno altri video, però non possiamo vederli, è soltanto un disegno, se no ve li farei vedere.
Poi vedrò, insomma, casomai farò un altro video nel caso riuscissi a trovare anche questi video. Proviamo a scrivere 3 single player. Vediamo subito se c'è qualche cosa. Non credo proprio. Sta caricando. Ho detto già che mi wifi. Assassin's Creed. Beh, qua c'è qualcosa, ragazzi. Vediamo un po'. Magari siamo fortunati. C'è qualche novità sul gioco. Peggy 18. Eccolo qui il nuovo stemma della Ubisoft. Paul France is ill. Adesso And our parlano city is in inglese. blamed by all efforts to heal her. A king Quindi was headstrong, corrupt, credo che sia l'inizio del gioco questo. now headless and a corpse, murdered by men just as vile. Today, fanatics from all sides Dovrebbero essere immagini tratte dal gioco, quindi si vedrà così, ragazzi, nel gioco. Sarà molto più a figo. thousand terrors I mean to cure, day by day, street by street, Templar by Templar. Hello, my name is Alex Avancio, and I'm the creative director of Assassin's Creed Unity. Welcome to the streets of Paris, the most beautiful city in the world. Let's make our way down using controlled descent, one of the new additions to Come navigation. potete vedere, il parkour e le mosse sono molto migliorate, abbasso un po' l'audio Essentially, e quindi we're haystack against street level. sarà davvero molto più As less bello. crowd is gathered in front Guardate of con the che fluidità dragged out. attraversa Players can choose whether passaggi difficili. stable clergy, Comunque sì, credo proprio che sia un maschio. murder, stay hidden. Choice is yours. Pick the cards. My target. Voglio averlo anche We're per investigating questo various video. events. We'll need to learn how to read the crowd in order to get a read of possible gameplay activities. Hanno cambiato le modalità The di crowd gioco. inside the building is curious. Meccanica. Andiamo a vedere un po' più avanti. Sì, non vi faccio vedere tutto, comunque se volete basta, vi dico il nome. Assassin's Creed Unity Official E3 2014 Single Player Commented Demo. As you can see, the people are taking the fight to the aggressor. Quindi avrete anche la mappa e la vita, avrete tutto, mentre qui non c'è. Not too late to catch Captain Zebby. Our target is in a social club, one of the new types of locations in ACU. We'll need to make our way inside. Vediamo il combattimento Let's use a com'è. direct approach. Combat is much more challenging in ACU, and players will have to make good use of their wit, tools, and new combat moves. Among these, Basato you will sulla see the pairing, spada. dodge, tackle, and heavy Guardate attack. che bello. Before entering the building, let's use Eagle Bolt on our approach and see what's waiting for us inside. You can catch many buildings in Paris. Anche l'occhio dell'aquila è molto più bello di prima. Let's switch to stealth mode. Andiamo a vederci un altro trailer. Questo, se volete, potrete guardarlo benissimo anche da soli. Adesso farò anche un altro video e parlerò di Assassin's Creed Comet, l'Assassin's Creed che uscirà con questo. In questo Assassin's Creed si parla che c'è anche Napoleone Bonaparte, quindi non si sa proprio di che cosa possa, diciamo sì, rivoluzione francese, però non so che trama potrebbe avere. È un po' come Assassin's Creed 3, perché hanno visto che ha fatto molto successo Assassin's Creed 3. Eccoci qua. E io qui vi lascio perché con il mio Assassin's Creed, adesso vediamo, ecco qui,
ci sarà anche Giulio Cesare, eccetera, eccetera. Adesso qui da Free Space è tutto.